Siamo all'Osteria Sempre Queo, in quel di Serravalle e Vittorio Veneto. Dico la storia nelle storie perché è un posto che ci riporta indietro negli anni, però ci restituisce l'entusiasmo della storia e delle storie. Riscopriamo un po' una parte di noi stessi. Ecco, questa sera con Laura Panizzutti, nostra testimonial e partner di informazione, consulente finanziaria e patrimoniale, però non parleremo come al solito di sostenibilità finanziaria ed etica, che la vede impegnata in un grosso progetto di informazione a livello europeo. Ma mi chiedo, la sostenibilità, che ci azzecca una bella presenza come la sua rispetto alla storia e alla cultura di Serravalle e di Vittorio Veneto? Sì, allora innanzitutto io devo ringraziare per l'opportunità che mi state dando di esternare quello che è il mio pensiero in merito proprio a tutto ciò che è eurosostenibile, calato, diciamo così, nel territorio veneto, che poi sono le mie radici, parlando di Vittorio Veneto, la zona di Serravalle, Conegliano e zone limitrofi. Allora, Borghi d'Europa in effetti ha organizzato questa serie di incontri parlando di eurosostenibilità, perché la partnership che io rappresento nel voler intervenire sempre con quello che è il mio ruolo sociale in qualità di consulente finanziario e patrimoniale, quindi per tutto quello che concerne la finanza etica e sostenibile, c'entra relativamente. Cioè io credo che tutto ciò che deve essere sostenibile debba calarsi in tutti i settori, quindi guardiamo a un orizzonte molto più ampio. Se poi questo si cala appunto nel territorio più vicino a noi, dove sono le nostre radici, ben venga. Allora, perché dico questo? E vorrei fare una premessa molto importante. Noi stiamo vivendo in un periodo storico davvero complesso, in una nuova era epocale, in un cambiamento epocale davvero molto complesso, perché veniamo da una pandemia che c'è tuttora, planetaria, senza limiti territoriali, dopo 100 anni dall'ultima pandemia. Assistiamo ad un'invasione bellica a livello europeo che dopo 75 anni, quindi non eravamo neanche pronti a rivedere situazioni di questo genere. Inoltre viviamo in un momento storico particolare dove l'inflazione è galoppante a livello globale, ha toccato tutto il mondo. Quindi capiamo benissimo che il momento è davvero complesso. In più abbiamo una disinformazione e una infodemia, diciamo così, mediatica, perché TV, giornali, gli stessi politici sono fabbriche del terrore, perché ci dicono costantemente e quotidianamente che il futuro non c'è. Allora, io da quest'altra parte cos'è che posso fare? Allora, siccome tutto questo comunque scatena una transizione ecologica, una transizione climatica, una innovazione, una ricerca nuova, una tecnologia, una transizione energetica e quant'altro, e quindi un principio di sostenibilità, cos'è che posso fare? Partecipo volentieri a questi incontri e faccio miei i contenuti di questi manifesti, di queste organizzazioni, perché la sostenibilità deve esserci mantenendo una relazione tra scienza, ricerca e la società. Bisogna parlare con i cittadini, bisogna coinvolgere i cittadini e renderli partecipi di tutto quello che può essere sostenibile anche nella loro produzione, di ciò che producono, di ciò che è la loro mission, la loro operatività. Parlando di Serravalle, visto che ci troviamo qui, io lo trovo un territorio intanto ricchissimo di arte e di storia. La sua fortuna dal mio punto di vista è stata proprio la posizione geografica che ha, perché dal Cadore è arrivato tutto, diciamo così, lungo il Meschio sono sorte attività manifatturiere, artigianali importanti, e allora quando parliamo di sostenibilità, visto il momento dal quale arriviamo, che ho evidenziato prima,
io mi vedo l'implementazione delle attività, la rigenerazione dei palazzi storici, la valorizzazione di tutto quello che è il patrimonio di un contesto come questo dal quale io sto parlando. Quindi la sostenibilità non è solo finanza, perché mi coinvolge in un ruolo sociale che ho, finanza etica e sostenibile. La sostenibilità siamo tutti noi con il nostro impegno. Quindi ben venga una voglia di coinvolgere proprio lo stesso cittadino e la stessa imprenditoria nel valorizzare il proprio patrimonio, e il territorio di Serravalle dal mio punto di vista si presta a una progettualità di sostenibilità che non deve essere assolutamente rimandato. Questo è quello che io penso, e vi ringrazio per avermi dato la possibilità di esternare proprio il mio pensiero. Grazie.